Il 5 novembre le scorse elezioni regionali sono passati da oramai oltre 2 mesi. Intanto stanno per entrare nel vivo le danze per i ricorsi al TAR da parte dei candidati deputati non eletti. La competizione per i seggi all'Ars, insomma, non è finita. C'è chi si rivolge contro l'assenza della dichiarazione prevista dalla legge Severino, c'è chi chiede a gran voce il riconteggio dei voti e c'è chi propone di riscrivere la distribuzione dei 70 seggi occupati dai nuovi onorevoli del Parlamento siciliano. Per quanto riguarda il territorio agrigentino, l'ex presidente della provincia, Vincenzo Fontana, ricorrerebbe contro tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle. Lo farebbe insieme al candidato palermitano Francesco Paolo Scarpinato. L'obiettivo sarebbe quello di rivedere i risultati ed ottenere così il seggio per Scarpinato della lista alternativa popolare Centristi per Micari e, conseguentemente, una redistribuzione dei seggi in tutte le circoscrizioni. In parole povere, se saltasse qualche pentastellato, si innalzerebbero le percentuali delle altre liste, compreso il movimento di Alfano, che alle scorse regionali non ha superato la soglia del 5%. Fontana, con ben 5.296 voti, è risultato il più votato in Alternativa Popolare, ma appunto lo scoglio del 5% non ha fatto scattare il seggio. Restando in territorio provinciale, anche Salvatore Cascio, con i suoi oltre 5.000 voti, è rimasto fuori dall'Ars. Il primo posto nella lista provinciale di PDR Sicilia Futura si appellerebbe alla legge Severino per ricorrere, anche lui, contro alcuni deputati del Movimento 5 Stelle. Richiesta del ricorso sarebbe quella di correggere i risultati elettorali per ottenere il seggio di Sicilia Futura e la sua conseguente elezione. Gli esiti di tutti i ricorsi dei candidati siciliani al TAR si decideranno tra le sale dei tribunali amministrativi siciliani. Le prime udienze in merito sono previste per il prossimo 23 febbraio, le ultime nel mese di aprile. Un arco di tempo entro il quale non è esclusa la possibilità che potrebbe cambiare l'ancora nuovo volto dell'Ars.